In un filmato di pochi secondi riassunto l'impegno della Regione Veneto in questi 12 mesi, l'anno dei due cigni neri, la pandemia e le conseguenze legate al conflitto in Ucraina, le ripercussioni economiche ma anche quelle umanitarie con l'accoglienza dei profughi, 2400 quelli ospitati negli hub regionali. Nelle immagini si susseguono poi i fondi stanziati in aiuto di imprese, giovani e disoccupati. In primo piano ancora tutto il capitolo legato all'autonomia che vede il Veneto capofila. Questo è il primo governo che porta in manovra finanziaria un articolo, il 143 bis, che introduce finalmente l'obbligo di definire i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Zaia che ha annunciato dal 20 gennaio l'avvio di quella che ha definito la grande operazione autonomia, che punta sull'analisi scientifica del processo e che sfocerà con l'apertura di un portale. Nuovo portale web dell'autonomia, uno spazio digitale moderno e aggiornato, presto disponibile all'indirizzo web autonomia.regione.veneto.it. Questa è la parte che mancava di tutto il progetto Autonomia, agganciati a tutte le banche dati possibili e immaginabili con l'elaborazione. Ma il prossimo anno segnerà una nuova tappa di avvicinamento all'appuntamento con le Olimpiadi 2026, con le opere da cantierare. E a proposito di infrastrutture, il 2023 nelle intenzioni della Regione potrebbe vedere la chiusura della partita della Pedemontana, che registra nelle ultime settimane un aumento del traffico. Si aprirà l'innesto, io immagino a gennaio, Pedemontana più o meno a gennaio, l'innesto sull'A27, per giugno 2023 vi annuncio che noi contiamo di aprire e inaugurare tutto il tratto finale, quindi arrivare fino a Montecchio. Il 2022 ha visto la Regione impegnata ancora in diverse emergenze sanitarie, West Nile, vaiolo delle scimmie e naturalmente Covid. 15.000 le persone che in Veneto hanno perso la vita a causa del virus. I morti per influenza hanno superato quelli di Covid. Per la prima volta c'è questa inversione di tendenza. Immaginiamo di aver scollinato la fase acuta sia per l'influenza che per il Covid. Sul fronte sanitario Zaia si appresta il 29 dicembre a tagliare il nastro del nuovo Policlinico Universitario di Treviso, dove quest'anno ha visto la luce la neonata facoltà di medicina. E poi c'è l'impegno che il governatore sottolinea essere massimo per trovare una soluzione per il centro di Misurina. Siamo assolutamente aperti a qualsiasi possibilità per aiutare ovviamente il Vescovo Solmi e tutto lo staff, perché Misurina non chiuda, però ricordo all'interno di una destinazione sanitaria. L'ultima parte di conferenza stampa è stata dedicata al ricordo dei veneti, giornalisti, imprenditori e rappresentanti della cultura che quest'anno sono venuti a mancare. Il grazie poi di Zaia al mondo dell'informazione per il servizio svolto, ribadito dal presidente dell'Ordine dei giornalisti e dal segretario regionale del sindacato giornalisti. La chiusura affidata ad un concerto sorpresa diretto dal maestro Diego Basso.